Ufficializzati i risultati per il ballottaggio, è adempiuto al compito di completare la lista degli assessori. Ultimi 7 giorni di campagna elettorale per Antonio Palumbo al ballottaggio per diventare sindaco di Favara. Qual è il termometro? Ma abbiamo sensazioni positive in giro per Favara, ma come le avevamo anche al primo turno. Tanta gente ci ferma, tanti ci fermano per le strade, ci chiedono i facsimili, parlano con noi, c'è un clima, un'area positiva e noi siamo fiduciosi per il risultato finale, anche perché notiamo l'affetto e l'entusiasmo della gente con noi. Completato il quadro degli assessori, si conferma il quadro politico dello schieramento di Favara per i beni comuni, del PD e dell'Altra Favara. Ma certo, noi avevamo un progetto già pronto per governare, all'interno del nostro gruppo ci sono tutte le competenze, le professionalità, le sensibilità per poter governare bene questa città. Non avevamo bisogno di pescare all'esterno perché il nostro era un progetto costruito già per vincere e per governare questa città. Altri, ahimè, hanno dimostrato di non avere le idee chiare, di non avere un progetto politico e di essere costretti a ricorrere all'esterno per poter completare la squadra assessoriale. In caso di vittoria di Palumbo però purtroppo la legge dice che non avrà la maggioranza, è un problema? No, assolutamente no, non penso, perché intanto abbiamo avuto la fortuna di avere un buon consiglio comunale eletto. Vedo tanti giovani, persone competenti, preparate, che penso che manterranno la promessa fatta in campagna elettorale, cioè quella di lavorare per il bene comune, e in quel caso troveranno in me sicuramente una persona che aprirà un confronto, un dialogo costante, il nostro modo di operare alla fine. Siamo sicuri che sulle proposte serie per la nostra città troveremo una sinergia nel rispetto dei ruoli. Ahimè mi duole però considerare che ci sono alcuni che già hanno fatto dichiarazioni di guerra. Penso che queste persone non abbiano a cuore le sorti di Favara e sono solo persone che tirano per la poltrona. Quelle le metteremo da parte in consiglio comunale purtroppo. Ufficializzati i voti e completata la lista degli assessori, rush finale che porterà Salvatore Montaperto al ballottaggio del 24 e 25 ottobre. Allora, noi abbiamo completato la squadra assessoriale con l'aggiunta di 2 nuovi inserimenti: Anna Barba, direttrice delle poste, e per quanto riguarda Russello Carmela voglio specificare che è esclusivamente un assessorato di natura tecnica, perché non serve al dottore Montaperto o Totò Montaperto, ma serve per le sue competenze alla città di Favara. Qualora io fossi eletto, sarà un valore aggiunto di notevole portata. Ci stiamo preparando, considerando il grande entusiasmo che mi circonda, stiamo aggiustando e riparando qualche deficit che abbiamo avuto nella prima parte, soprattutto dal punto di vista mediatico. Abbiamo avuto qualche carenza da questo punto di vista, stiamo cercando di rimediare, ci stiamo attrezzando, continueremo a contattare direttamente le persone, spiegheremo le nostre buone intenzioni, spiegheremo il nostro programma, metteremo in evidenza le grandi contraddizioni che caratterizzano lo schieramento avverso. Indubbiamente un'analisi del voto era necessaria, lo schieramento unito avrebbe vinto abbondantemente al primo turno, lo schieramento di centrodestra diviso adesso deve andare al ballottaggio. Quale sarà il prosieguo del centrodestra? Lo consideriamo come se fossero state delle primarie. Chiaramente ci sono state delle incomprensioni di natura diversa che riguardo la politica prettamente politica. Stiamo cercando di recuperare rapporti interpersonali, per cui siamo fiduciosi nel avere un contributo da parte dell'altra coalizione di centrodestra.